A fine aprile la signora ha presentato un'opposizione al diniego, ma prima di arrivare a una risposta aveva aspettato oltre 5 mesi. È la storia di una donna di 76 anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa che lo scorso settembre aveva avviato presso l'ULSS 6 di Residenza, con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, l'iter per accedere al suicidio medicalmente assistito. A rispondere dopo 5 mesi la commissione etica creata all'interno di ogni ULSS veneta, ma sul tempo d'attesa il presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiaro: troppo. Ho anche mandato un'ispezione, sono convinto che non ci deve essere nulla di scritto, visto e considerato che è un fatto etico. Nel momento in cui un paziente che ha questi 4 requisiti, mantenimento in vita con supporti vitali, cioè vuol dire che altrimenti non vivrebbe se non hai supporti vitali, grave sofferenza fisica e psichica, sono già 2 presupposti per cui umanamente se ti arriva una pratica sulla scrivania la devi mandare subito avanti e devi dare una risposta. Un tema molto delicato su cui ancora manca una legge di riferimento. Nel frattempo il Veneto studia un decreto perché le risposte siano in tempi rispettosi di una persona che soffre a tal punto da chiedere di porre un termine alla propria esistenza. Il vero tema è una legge nazionale che con grande civiltà dovrebbe stabilire 2 cose fondamentali. Entro quanti giorni rispondere, io direi un paio di settimane sono già tanta roba. 2, chi somministra il farmaco, perché la sentenza della Corte non stabilisce chi somministra il farmaco e per cui quando c'è l'autorizzazione a fine vita, come nei 2 casi già accaduti in Veneto, il farmaco è stato somministrato da volontari.